Sento dire da qualche parte che aspettate l'arrivo del caldo per liberarvi da me. Verrà l'estate a salvarvi. Bene, bene. Continuate pure in questo modo, fate. No, per carità, non è che mi arrabbio davanti a tanto candore, ma non scherziamo. Mi fate tenerezza, non rabbia. Ma vedrete a luglio-agosto, quando invece la reclusione nelle case sarà più dura, mi mancheranno le spiagge, le montagne, voglio vedere allora quanta violenza fra le quattro mura. Ci sarà da divertirsi, sento già le urla. E avete idea cosa diventano le corsie d'ospedale col bollore dell'aria fuori dalle finestre e il ghiaccio dell'aria condizionata dentro, che a me l'aria condizionata è molto molto utile. E i vostri poveri camici bianchi e il personale zoccolante che cascheranno all'improvviso, perché ogni tanto io mi giro e colpisco. Come viene, viene. Io non guardo in faccia a nessuno, lo sapete, se mi arriva il quarto d'ora. Ma sì, mi conosco. Scusate, quante partenze oggi? Ah, solo 7 più di ieri. Ma i contagi quanti? Scusate, ma i tamponi a loro volta sarebbero quanti? La curva decresce? Ah, saremmo dunque arrivati in pianura? O nel pianoro? O plateau, per dirla coi vostri vicini al di là delle montagne, dove si spengono i raggi la sera? Insomma, prima che la linea si curvi verso l'inevitabile discesa, altro che discesa, vedrete, fate così, sempre meglio, d'accordo? Il caldo, l'estate, la discesa, ottimo, ottimo. Ieri sera, dunque, nell'isola gelosa della pioggia, ho fatto gracchiare la vecchietta ingioiellata con la permanente, mentre legge nella scatoletta e cerca goffamente di non farsi scoprire dalla gente devota e plaudente. Qualsiasi cosa quella vomita con una voce aspra e gutturale, abituata a comandare, specie ai suoi cani e ai suoi cavalli. E nella stessa isola piovosa mi sono compiaciuto di sbattere in corsia con le mutande piene delle proprie deiezioni, che chissà perché non appena crescete ve ne vergognate. E sempre lì a lucidarvi il buchino, dicevo, ho scaraventato il primo ministro della vecchietta, col parrucchino mi pare color carota. Gli ho fatto mettere il casco ronzante, una tortura che porta via respiro. È stata una delizia vedergli portar via appunto questa parrucca carota e vederlo ridotto, con la zucca pelata, la bocca storta in affanno. Imparerà a stare zitto. E il primo ministro. Deciderò cosa farne tra un po', ma quello che mi ferisce è che invece di ringraziarmi, perché vi sto preparando al grande passo, a mettervi a preparare con cura i vostri bagagli, non fate altro che attaccarvi morbosamente alle sciocchezze, alle tensioni della vostra giornata banale, se non fosse tanto stupida, volgare, senza alcun significato. Plateau.
plateau, tutto un plateau qua. State imparando la lingua dei cugini? Rien ne va plus. Come al casino mi hanno chiuso le case da gioco, purtroppo là facevo certe mangiate. Coi ricchi poi c'è più gusto, ma adesso che qualcuno comincia a esultare, fuori intanto c'è la luce crudele della primavera e sugli alberi spunta pure il verde. Voi non fate che guardare dalla finestra e vi viene voglia, vero? E fra qualche giorno è la festa del vostro strano Dio che sta sulla croce, sì, quello che dovrebbe salire senza bagagli e subito dopo scendere da capo in terra a miracol mostrare. Difficile star dentro i vostri condomini con questa luce fuori, eh? E comunque c'è una certa confusione nei dati, perché da un lato si abbassano i contagi, ma dall'altro io tengo sempre su il numero dei partenti, il quadro non è chiaro. Ma poi lo sapete quanti sono davvero i toccati? I contaminati? Quelli dove ci stiamo infilando lentamente o in fretta a seconda del nostro umore, perché anche noi abbiamo le nostre patturnie e oggi ci va di fare in fretta e domani invece no. Comunque la mattina che spettacolo nei vostri miseri tinelli. La casa tutta per aria, i ragazzi strappati alle loro macchinette, ai loro telefonini rumorosi, inchiodati davanti ai loro schermi, le mamme vicine, intenta ad aiutarli negli studi, si fa scuola. In questo modo bizzarro, tanto sanno che non saranno bocciati. Promossi tutti, sì ragazzi, ma tra un po', attenti, mi toccherà pensare anche a voi. E là starò sul fresco. I vostri organi sono così belli, fatti da poco, no? Arie profumate, muscoli vigorosi, pelle morbide, chiare. E dentro una goduria, ma prima sto con gli adulti, quelli che decidono, sto con i vostri padri. Quelli che esercitano il potere, mi ficco dentro, quelli che hanno il pendolo tra le gambe, che si fa piccolo per la paura, specie quando si vedono legati su una lettiga con la sirena, la luce rossa. Mi interessano di meno, devo ammetterlo, le creature col buchino. Con voi ragazzi mi prenderò le mie soddisfazioni comunque, ma dopo. È il caso che anche voi vi mettiate bene in testa che bisognerà fare i bagagli, su da bravi, lezioni quotidiane, sono vere stupidaggini se confrontate con quanto vi aspetta. Cominciate a scegliere gli abiti, lo zainetto, d'accordo, ok. Partirete con un titolo di studio, con un anno in più sul vostro curriculum scolastico, sì. Sarà diverso il viaggio col titolo vuoi mettere? Ehi, dico a voi, io vi osservo, e vedo che non pensate affatto alla partenza imminente. No, ma vi lanciate segnali di complicità tra un terrazzino e l'altro. Siete solidali. Bisogna resistere, che tanto tutto finirà bene. E vi scambiate anche queste patetiche speranze. I vostri condomini o condomini? Dove va l'accento? Perché ho imparato in pochi secondi la vostra lingua, ma ho qualche dubbio ancora. Comunque,
le vostre case, diciamo così, sembrano degli alveari ronzanti, ma nonostante questi momenti di eccitamento collettivo c'è una malinconia, una cappa, diciamo, depressiva nell'ambiente generale. Quanta importanza date, ragazzi, al vostro esistere? Pensate alle formiche, ecco, pensate alle formiche. Alle formiche. Io sono il piede vostro che ogni tanto ne schiaccia migliaia senza nemmeno accorgersi del gesto, nulla di personale in questo accanimento. E quando poi alle vostre finestre appendete appunto i lenzuoli con l'arcobaleno, o vi fate, come li chiamate, i selfie, un momento che mi pettino, da questa posizione vengo male, anch'io, aspettatemi, che mi cambio la maglietta, ma sembra che lo facciate per l'ultima foto, quella che sta davanti alle vostre tombe. Un cero acceso, qualche fiore marcio e via. Si torna a casa, ma stavolta, ragazzi, è diverso, è quello poi che mi fa morire alla lettera da ridere. E quando dalla scatoletta accesa si alzano i vostri piccoli urlanti e corrono festosi in cucina ad avvertire le mamme perplesse. Sì, mamma! Vieni! Hai sentito? In estate sarà ancora possibile andare in spiaggia perché il nostro albergo offre prezzi stracciati, pacchetti familiari con sconti incredibili. Ma allora è possibile fare la vacanza? E senza crocchi, precisa urlando il babbo dal suo tavolo da lavoro, e nell'aria circola un che di frizzantino e la donna allora si impegna di più nel risotto. Insomma, gli albergatori non vogliono capire e così i loro clienti. Siete davvero disperanti ed è la famiglia come cornice, come istituzione che vi fa essere così. Passate in un niente dai pensieri più tragici e dunque lucidi a questi guizzi in cui si rilancia uno straccio di futuro. E intravedete in fondo alla strada la riva con l'aria azzurra, gli ombrelloni arancioni, il richiamo del cocco e la musica che rimbalza dal baretto sul fondo e la bancarella coi vestitini d'occasione e pance dappertutto e pelli sudate e tatuate e muscoli esibiti e pendoli e buchini celati a fatica, la sana confusione che attende il carretto con le bibite ghiacciate e quelli che pagano il capanno infastiditi dagli abusivi che occupano la sabbia davanti. Ma tutto questo, ragazzi, non ci sarà più. Come farlo capire? A voi tutti una pena mi fate. O è disprezzo quello che provo? Ieri è stata una giornataccia pasticciata. Poi mi è venuta l'illuminazione e ho sorriso con gioia. Le mie alucce rosa e arancioni vibravano tremule per la contentezza. Sì, un'idea raffinata. Ce ne ho messo per arrivarci. Ho mandato, infatti, qualche mio assistente a Oriente, dove tutto ha preso l'avvio, dove ho messo anch'io la testolina fuori, coi primi vagiti,
usando le vostre parole colorite. Nel grande paese, dico, dove le facce hanno occhi schiacciati e lunghi e piccoli nasi, e dove da qualche giorno la voce nuovi contagi segnava zero, per me umiliante. Sì, ragazzi, ho ricominciato a far casetta anche là, e allora ho percepito chiaro i brividi dei cronisti, così come i silenzi squassanti dei commentatori. Ma come, di nuovo? Un secondo giro di valzer? Sì, signori. Ricomincio. Opla. Che bello, tutto come prima. E loro che parlavano di arredare librerie, i localini coi vestiti per l'infanzia. E io intanto riparto esattamente da dove era, ripeto, partita la mia nascita. Un ciclo. Sarò libero, libere o no? Di scegliermi la residenza? Che noiosi, aria, anch'io ho i miei umori, le mie voglie, cambio. Ma per carità, ci vuole leggerezza, mobilità, come una danza, che bello, questa mi piace davvero. Posso? Vorrei proprio vedere. Dico proprio vedere. Passata una brutta notte nella vasca del mio nuovo ospitante. Un signore arrabbiato che ha tossito troppo anche per i miei gusti. Hanno chiamato il numero speciale. Quello dopo un po', diciamo, dopo molto, fa arrivare una lancia per acqua e una lettiga per le scale. Qui i parenti gementi stanno aspettando, ci vengono intorno trafelati, in lacrime. Vedrai che ce la farai, devi farcela anche per noi, grida quella più vecchia, deve essere la madre. Insomma, ho passato una brutta notte, troppe scosse, è troppo caldo. Beata in fondo la mia caverna, con papi e mami che mi svolazzavano in alto i loro occhi pare che fondano il buio e fanno strane traiettorie come scie d'aerei. Che abbiano ragione questi maledetti camici bianchi quando dicono che col caldo me la squaglio. Lo scontro fra me e voi è ormai totale. O io e voi. Io sognavo che fosse un rito di uscita collettivo, cordiale, prima gli addii, l'accettazione e in fila ordinata, in fila indiana, come si dice, prima gli adulti, i capi, i decisionisti, poi i vari gradi di parentela, genitori, quindi passi malfermi, pochi denti in bocca, pelli rugose e gialle, poi più piccoli, sgabbettanti e ignari se potevano portarsi il pallone, la bambola e magari il ciuccio in bocca. E le donne, le tante donne risparmiate, perché fino ad ora dovete darmene atto, ma siamo in guerra totale. Come volete voi. A questa uscita, come se tutti assieme fossimo in un'immensa arca di Noè. Io l'ho studiata bene questa favola sulle vostre origini, questa leggenda di un altro esodo. Mi sa che rimane una mia illusione. Voi non avete nessuna intenzione di andarvene. Fino all'ultimo vi aggrappate come cozze sugli scogli a questa orribile cosa che è la vostra vita, a queste sudice e rumorose abitazioni. Siete abituati a svegliarvi ogni mattina nel vostro letto sudato, puzzolente,
a tirarvi su mostruosi, e allo specchio vi viene subito da vomitare la vostra immagine, non trovate una che sia una ragione per continuare ad esistere, eppure pretendete di farlo e non provate nessuna gratitudine per me che sto tentando la cosa giusta per voi, quella cioè di guidarvi fuori da questa porca terra come voi la chiamate. Male? Ma volete starci dentro e così dovrò sudare di più, stancandomi ulteriormente o peggio, annoiandomi. E anche ieri sera il bollettino parlava di una curva decrescente di contagi sorvolando sulla manciatina di bare e sui camion silenziosi e consistenti che io intanto producevo. Comunque, perché anche ieri io mi son preso le mie belle soddisfazioni, solo che la voglia che comincia a diminuire è il senso del tutto. Una noia tremenda. E quando poi voi non ci sarete più, mi chiedo cosa farò io. E poi devo dirvi che non avete nessuna riconoscenza per me. Stamattina era il giorno della... come la chiamate? Quando quello scheletro lì appeso sulla croce risorge. Era la festa della risurrezione. E io mi sono trattenuto. Ho pensato, non vado pesante oggi. Facciamo i signori. E mi aspetterei da parte vostra un gesto di riconoscenza. In che senso? Oggi c'è una primavera crudele, tutto questo sole ignaro di me che inonda le strade, e voi guardate e cominciate pian pianino a provare ad uscire nei viali alberati, sognando la spiaggia e la montagna fra qualche settimana. Ma io sulle strade vorrei essere aiutato, ho bisogno di gente, di tanta gente riunita, come per esempio un luccicante mercato, una fiera allegra con le persone che si incrociano, si sfiorano, un toccamento indiretto. Se no, come faccio a entrarvi in bocca, E invece guarda di là, solo attenti, disciplinati, quasi tutti, speranzosi, in attesa che tutto ciò possa finire. Manca poco però, vi garantisco. Manca poco. Ma questo senso dell'ubbidienza alle certificazioni, alle ordinanze, perché allora, devo dirvelo, siete dei veri cacasotto. Cacasotto, l'ho detta, scusate, papi e mami, mi son tolto un sassolino dalla scarpa, per dire così, e i miei petali adesso vibrano meglio e il loro rosa sembra più nitido e immacolato. Ma tanto è inutile insistere con voi. Non fate altro che sgombrare i cassetti, ridipingere le pareti e vi complimentate pure tra i vicini. Tutto un brindisi tra una finestra e l'altra.
Oggi sa che faccio? Metto a posto la soffitta. Certo, butto via un po' di roba e dalla terrazzina di fronte rispondono: ottimo, sa! E io sa che faccio? Niente, ma cambio alcuni tubi dei sanitari. Me l'ha insegnato mio cognato idraulico. Scusate se posso chiedere, ma per chi, per cosa tutte queste pulizie? Tanto per non pensare? Ah, allora ok. D'accordo. Se per questo continuate pure. Va bene così, però dovreste notare intanto che gli scienziati si scatenano e si smentiscono uno con l'altro. Non è un bel vedere. E anche voi, gente comune, vi spaventate, vero? Come se in una barca che sta affondando in mare per la tempesta, il personale di bordo, cioè quelli che la dovrebbero guidare, si mettono a insultarsi. Bella l'immagine, no? Dico, almeno un complimento potreste anche farlo. O mi sbaglio? Ah, meno male. Ieri, questo è un aneddoto esemplare forse, sono stato alle Zattere, dove c'era una grande coda davanti al supermercato e una vecchietta si è sfilata dalla stessa coda per sedersi su un macigno vicino all'acqua, indicando che non rinunciava al suo turno, e subito è fiondato un vigile con una multa severissima perché è vietato sedersi da soli sul macigni. E lei si è messa a piangere e nessuno è intervenuto perché naturalmente si guadagnava così un turno e la coda un po' si riduceva. Poi dentro un altro episodio c'era una coppietta di vecchi che sembravano già pronti coi bagagli e stavano pesando la frutta tutti e due, uno si aiutava con l'altra. E una commessa si è messa a gridare: non si può fare la spesa come coppia. E il vecchietto, che forse aveva dei problemi cardiaci, è quasi svenuto, e nessuno dei clienti che stava armeggiando con le mani inguantate, con le mascherine, è intervenuto a difendere i vecchietti. Solo una, mi sembra, abbia mormorato: esagerati con quella vostra parlata un po' musicale, non aveva altro da fare. Io questi episodi mi entrano dentro e devo dire un po' mi turbano. E così sono cominciati i commenti dei miei colleghi, che mi mormono in continuazione: ma che ti succede? Ma per caso provi pietà per questa gente? Ma guarda che di questo passo dobbiamo dirlo al sovrintendente. E anche il fatto poi che i bollettini parlino già delle nostre scadenze, perché lo stivale diviso per regioni, ogni regione avrebbe la data in cui noi ci estingueremmo. E allora alcuni dei miei colleghi, scusate il colpo di tosse, di quelli che lavorano nelle zone meridionali, che sono quelli più sospettati di inefficacia, perché lì da loro, in quelle zone, il contagio è molto basso, allora sono esplosi: dobbiamo fare un intervento sistematico. Io invece sto in un'altra posizione: lasciamo questa illusione, poi in autunno appunto
ripartiremo all'attacco e sarà per loro uno shock fortissimo e subito di nuovo i sospetti su di me. Ma cos'hai? Non ti riconosciamo? Vuoi per caso dimetterti? Oppure vuoi per caso estinguerti? Io ho scosso il capo, se posso dire così. Le mie alucce si sono quasi indignate, però devo dire che in effetti l'ultimo episodio, dall'altra parte del mare grande, dove c'è quell'amministratore generale, come si può chiamare, il presidente, quello che consiglia di spruzzare DDT o buttare candeggina su di noi, quello che nega la nostra forza. Un buchino di 5 mesi, una piccolina, se n'è andata con i suoi piccoli bagagli, senza papi, senza mami che l'accompagnassero. E questa cosa mi ha ferito, mi ha turbato. Non si fa così. Ho protestato. Non ci hanno insegnato in guerra a colpire questa gente. Il fatto è che io mi sto stancando e la piccolina eliminata forse è un pretesto, ma questa noia legata a una caccia infinita, alle goccioline, ai vostri sudori, ai colpi di tosse, agli spurghi, agli umori. Basta, non ce la faccio più, ok? Destituitemi, ok? Volete estinguermi? Questo gioco mi ha stancato. Io ho nostalgia dell'umido protettivo e rinfrescante della caverna dove sono venuto fuori quando Papi, vibrando con le sue ali corvine, si è appollaiato a lungo sul dorso di Mami. Esser là lontano dalla mischia, dalle tabelle, dagli algoritmi, dalle conferenze stampa, andar via da questa esultanza programmata, dall'attesa della prossima campagna autunnale, da questa euforia della vittoria che, ripeto, è sempre così volgare. Io sono davvero stanco. Finale. Mi hanno tolto ogni attività di coordinamento e di presidio. Me l'aspettavo da un giorno all'altro. Hanno perso la testa. Se posso dire, col linguaggio adatto al vostro corpo, stanno smantellando tutte le postazioni in attesa dell'eventuale ripresa autunnale. Non vogliono ammetterlo, ma stanno organizzando la ritirata. Pare che per adesso siate stati più forti. Ci avete sorpresi, ma tanto il ritorno sarà atroce. Così assicurano i miei colleghi. Io non ci sarò, però. Non sono più operative. Mi hanno offerto una scelta. Potevo ritirarmi in attesa del inevitabile spegnimento o andarmene in una qualche vasca 5 stelle
senza uscire prima che chiudano la cassa, destinato anch'io alle belle fiamme rosseggianti e implacabili. Ho preferito invece uscire dalle vasche e volarmene nell'isoletta di fronte alle zattere, dove ogni lunedì tengono un mercato, un bel assembramento di persone che da poco là è ripreso. C'è un cespuglio di erbette vicino all'approdo, umido, fresco, che a me ricorda la caverna buia di Mami e di Papi e il fruscio delle loro ali nervose e protettive. Qui c'è luce, per la verità, e tanta, ma mi sono abituate ai raggi del sole. In fondo non sono male e i miei petali, prima di afflosciarsi, si distenderanno a gustare il tepore. Questione di qualche giorno, immagino. Qua è tutto un caos tra leggi, leggine, certificazioni, voglia di incontrarsi, toccarsi tra voi umani e terrore di ricadute e la rabbia che tra breve verrà fuori contro ordini sentiti come assurdi, rabbia e furore soprattutto per la mancanza di soldi cui date sempre tanta importanza, ignorando il viaggio che comunque coscienza che non ho saputo trasmettervi, anche se ci ho provato tante volte. Comunque inutile, io a questo punto posso infischiarmene e godermi le barche che hanno ripreso ad attraccare alla riva e le onde verdi che si levano e i grossi topi che ogni tanto intravedo in qualche apertura della pietra, sempre in fuga da tutto e da tutti. Qualche cane mi viene sopra a svuotarsi i visceri e mi scalda. Questo non aiuta. O meglio, accorcia i tempi, mi fa tenerezza. Lo sporco che voi umani non amate, la vostra mania del pulito, già così ridicolo come se, ma lasciamo perdere inutili polemiche. Dicevo che stanno sbaraccando tutto. Ripartono in un grande paese lontano dallo stivale, mi pare si chiami Russia, oltre naturalmente la terra dalla parte opposta di quello della DDT, quello che negava la nostra esistenza. E là le cose vanno alla grande e si consolano con questi bollettini. A me non interessa più. Vedo oggi dei passeggini sulla riva con pargoli e creature col buchino che li conducono. Sembrano ansiose e si muovono leste, si guardano intorno con paura. Non so se di noi o dei controllori del comune. Vorrei tranquillizzare queste signore per quanto riguarda noi e comunicare loro il nostro imminente ritiro da tutto lo stivale per adesso. Sì, guardo questi piccoli gruppi, o meglio queste coppie di umani, una creatura grande e una piccola in culla, e non sanno quello che io vedo sul futuro che gli aspetta.
un futuro non lieto a prescindere dalla guerra attuale, ma l'immagine, non so perché, mi fa star bene e mi fa assaporare questi ultimi giorni di me, aria, aria, fuori dalle case, dagli ospedali, dalle vasche, con varie stelle, varietà, in quello che nominate natura. Tra poco verrà il buio tiepido di maggio, alla fine di maggio, alla fine mia, e ci sarà intorno silenzio, una prova generale per me. Vorrei in qualche modo salutarvi e anche guai se mi sentono quelli del comitato. Vorrei chiedervi se ha senso chiedervi scusa